Si riapre lo scontro sulle grandi navi in Laguna Venezia dopo il terribile incidente nel porto di Genova costato la vita sinora a 7 persone. Depositate da ambientalisti del comitato No Grandi Navi che si prepara una grande mobilitazione per l'8 e 9 giugno prossimi, un'interrogazione al sindaco Orsoni. Un atto vano purtroppo, il comune non ha alcun potere in merito. Il comune non ha nessun potere, per questo siamo in una situazione strana di sospensione quasi della rappresentanza democratica su questo punto. Su questo punto decidono solo le autorità che hanno un legame stretto con l'attività economica e non chi rappresenta la città nel suo complesso. Da Cafarsetti la palla passa direttamente a Roma, tra l'altro nelle mani del ministro dello sviluppo economico Zanonato. Il comune chiede infatti al governo di riportare in vigore il decreto Clini-Passera che blocca le navi di stazza superiore alle 40.000 tonnellate. Il nuovo governo che potrebbe accelerare i tempi di attuazione del decreto Clini-Passera e che potrebbe, insieme al Parlamento, perché si tratta anche qui di intervenire sulla legislazione, restituisca al Comune il potere di decidere su questa e su altre questioni. Sostegno arriva anche dal governatore della regione Zaia, le navi da crociera fuori dal bacino di San Marco. Il pericolo secondo me è un pericolo reale, per cui una soluzione la si deve trovare. È un po' angosciante vedere che passano questi mega grattacieli davanti a San Marco e ogni volta che li vedi pensi ma se dovesse accadere qualcosa cosa ne verrebbe fuori? E dal presidente dell'autorità portuale di Venezia, Paolo Costa, una rassicurazione. La navigazione a Venezia è sicura, ma siamo pronti a togliere le grandi navi da San Marco. Il progetto è già stato proposto al governo, servono dai 30 ai 40 milioni di euro.